Rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana, telespettatori di Gold 78 HD, con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il martedì alle 21 con la replica il mercoledì e poi anche con due appuntamenti da non perdere alle ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. In questa prima parte si parlerà del campionato di eccellenza. Daremo anche comunque uno sguardo al campionato di Serie D, anche se domenica c'è stato il turno di riposo. Per quanto riguarda il lato ospiti della nostra trasmissione, andiamo subito a presentare colui che vivrà con noi questa prima parte, l'amministratore delegato del Città di Taormina, Maurizio Lorè. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, facciamo un po' intanto un punto della situazione legando la sua figura al Città di Taormina. Stagione non male, certamente non positiva al 100%, forse vi aspettavate qualche cosa di più? No, è una stagione transitoria perché noi l'anno scorso eravamo in promozione e quest'anno volevamo fare un campionato di prima fascia in eccellenza, in parte ci siamo riusciti. Chiamiamola stagione di assestamento allora? Stagione di assestamento probabilmente è la parola giusta, e per riuscire a capire realmente il peso specifico di un campionato di eccellenza e poter guardare con ottimismo anche eventualmente il prossimo anno e programmarlo meglio. Anche perché chiaramente poi bisogna parlare di programmazione, voi insomma è un po' il vostro fiore all'occhiello l'idea di un'organizzazione societaria, perché è quella che aiuta poi a pilotare il successo di una società. Sì, io da quando faccio calcio la mia priorità è la programmazione, mi occupo tendenzialmente di tutto ciò che avviene fuori dal campo e quindi la programmazione è il mio forte. Sì, siamo da 2 anni, il mio management è all'interno del Città di Taormina, abbiamo ottenuto una promozione l'anno scorso, anche se non sul campo, ottenuta attraverso il ripescaggio. Sì, però eravamo, quando si è conclusa causa Covid, sì, eravamo assolutamente in alto in classifica. In testa alla classifica, quindi l'obiettivo era chiaro. Abbiamo iniziato questo campionato, la società è una società virtuosa, ha strutturato per bene dalla prima squadra a scendere in maniera perfetta e ben programmata tutti i vari campionati anche a livello giovanile e di scuola calcio. E tra poco parleremo anche del settore giovanile che è veramente un fiore all'occhiello. E di scuola calcio, quindi quest'anno è stato un campionato di assestamento in attesa di poter il prossimo anno poter programmare un campionato ancora più importante. Certo, ci sono dei punti interrogativi che magari ne parleremo a breve. Assolutamente, anche perché la figura di Maurizio Lorè è abbinata facilmente anche al miracolo Città di Messina, che un paio di anni fa insomma diede una svolta anche alla Città di Messina, passando addirittura a vincere un campionato di eccellenza e vivere 2 stagioni in Serie D, che non sono facili. Beh, sì, anche quello era frutto, ripeto, di un'organizzazione aziendale portata al mondo del calcio, perché è questo che faccio io nella vita di tutti i giorni. Poi chiaramente è fondamentale il lavoro di squadra, il lavoro a cascata di tutti gli uomini messi al punto giusto e che lavorano per competenze. In questo caso la figura del direttore generale Giovanni Cardullo, che era direttore generale nel Città di Messina e lo è tuttora nel Città di Taormina, nella figura del team manager Gigi D'Alessandro, che lo era nel Città di Messina e lo è oggi. La squadra del Città di Messina, e che soprattutto il responsabile del settore giovanile, che è stato il capitano del Messina Calcio in Serie A, Carmine Coppola, che oggi è il responsabile del Città di Taormina sotto la mia gestione. Luccicano gli occhi però quando si parla di Città di Messina. Sì, perché abbiamo lasciato un ottimo ricordo, ho preso una società in promozione e in 3 anni l'ho portata in D, abbiamo valorizzato tanti giovani sul territorio, abbiamo dato un ragazzo, Davide Dama, l'abbiamo ceduto al Bologna, quindi ha potuto toccare il calcio professionistico, abbiamo diversi ragazzi che oggi giocano in Serie D e in eccellenza, ragazzi di prima fascia, sì. Diciamo abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo lavorato bene tutti per Messina e per il godimento personale. Condivido. E allora a questo punto partiamo subito con il campionato di Serie D.
Dovevano essere soltanto 3 le partite da recuperare domenica, invece si sono giocate soltanto 2 incontri. I risultati ve li dico subito: il Trapani che pareggia in casa con il Real Aversa 0-0 ed infine un altro pareggio, Portici 1906 col Santa Maria Cilento. La partita si è conclusa 1-1. Per iniziare guardiamoci subito gli highlights proprio del pareggio del Santa Maria Cilento contro il Portici. Buon pomeriggio dallo stadio San Ciro di Portici al recupero della 18ª giornata tra Portici e Santa Maria. Si comincia con il primo pallone toccato dai padroni di casa. Calcio d'angolo. Sfera allontanata. Maio carica. Conclusione alta. Dalla parte opposta il Portici ci prova. Fuori misura. Il colpo di testa. Santa Maria. Kunzi per Koulibaly. Ancora il numero 21. Può girarsi, non è marcato. Vede Maggio, lo trova, colpo di testa, para, estremo difensore. Ancora Santa Maria, attenzione a Maio, la conclusione, grande opportunità. Kunzi, l'inserimento di Cognos, atterrato al limite, attenzione perché c'è calcio di punizione e anche il giallo in arrivo per un calciatore del Portici. Parte Maio, pallone ancora, fuori di pochissimo. Attacca il Portici, tiro cross, taglia tutta l'area di rigore, nulla di fatto. Ancora la formazione di casa che si distende sulla destra. Adesso per le vie centrali il pallone arriva sui piedi di Filogamo. La conclusione, Grieco dice di no, si salva in angolo. Santa Maria con Koulibaly, centrocampista, vede Maio, il colpo di testa da buona posizione, para Zizzania. Va a lungo rilancio l'estremo difensore. L'entrata di Manfrellotti, attenzione perché arriva il secondo giallo per il numero 9, era già ammonito e dunque Portici in inferiorità numerica. Silvestre carica, Grieco ancora una volta gli nega la gioia del gol e salva il risultato. Si va allora al riposo sullo 0-0, si comincia per il secondo tempo con il primo pallone manovrato dalla Santa Maria che attaccherà da sinistra verso destra. Portici adesso al limite dell'area, fallo di Todisco, punizione per la squadra di casa. Calcio di punizione, Silvestre, il vantaggio della Portici, salta tutto solo, poi Maggio, sfera alta, questo calcio di punizione. Ancora Santa Maria, carica Todisco, mira imprecisa. I cilentani che nella finale cercano il tutto per tutto, pallone dentro per Tandara, attenzione a Calvanesi, anche lui già ammonito, calcio di punizione e il Portici resterà in 9 uomini in questo finale perché arriva il doppio giallo anche per il 24. Parte Gabbionetta e arriva l'1-1, la pennellata del numero 45 che regala il pareggio al Santa Maria a pochi minuti dalla fine. Il calcio di punizione del calciatore brasiliano alle spalle di Zizzania e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Finisce 1-1 al San Ciro. Sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, soprattutto la fase di palleggio. Avevamo secondo me il pallino della gara in mano, anche se ci hanno creato con 2 ripartenze hanno creato 2 occasioni da gol, però penso e ricordo nient'altro. Secondo tempo sicuramente ci aspettavamo di comandare la gara, però purtroppo abbiamo subito quel gol da calcio piazzato che ci ha complicato un po' le cose, perché loro poi erano messi bene in campo, chiusi. E purtroppo quando stai in un periodo dove non sei lucido mentalmente, fai le cose magari con più frenesia, sei sotto di un gol e quindi magari non giochi un calcio pulito e spettacolare. Per fortuna l'abbiamo messa sul pareggio e niente, ci teniamo questo punto che comunque muove la classifica, visto che oggi giocavamo poche squadre. Io non mi nascondo, ma credo nessuno della squadra può nascondersi che a un certo punto del campionato guardavamo l'altra parte della classifica, sicuramente non ci guardavamo dietro. Quindi siamo molto molto rammaricati per questo periodo che purtroppo non riusciamo ad uscirne. E niente, però ci proveremo fino alla fine a chiudere degnamente questo campionato, a dare soddisfazioni alla società e alla gente di Santa Maria.
Si ritornerà in campo giorno 27, domenica prossima, guardiamo il tabellino degli incontri. Cavese Licata, Città di Aciriale Castrovillari, Città di Sant'Agata Biancavilla, Cittanova Giarre 1946, FC Lamezia Terme Portici 1906, Trapani Troina, Paternò San Luca, Real Aversa 1925 Gelbison, Rende Calcio Santa Maria Cilento, riposerà la San Cataldese. Tra l'altro sottolineiamo che comunque giorno 23 si recupererà un'altra partita che non si è disputata qualche mese fa, Trapani Città di Sant'Agata. Parlando di questo campionato, direttore, io voglio sottolineare comunque come la Gelbison ha puntato molto sull'organizzazione societaria, ma anche su un buon quadro tecnico che le ha permesso anche in un certo senso di essere in questo momento superiore ad altre realtà come Cavese, FC Lamezia, la stessa Città di Aciriale. Condivide questo mio pensiero? Allora, sì, anche se all'inizio del campionato probabilmente non si leggeva Gelbison, non si preventivava la Gelbison ad oggi, a marzo, in vetta al campionato. Probabilmente si poteva pensare che ci fosse la Cavese o il Lamezia. Non credo che sia un campionato ancora chiuso, è un campionato ancora che ne vedremo e sicuramente... Ci sarà anche qualche scontro diretto che deciderà probabilmente la sicuramente classifica. Voglio dire, io metto anche fra le candidate la Ciriale. Una Ciriale che ha dimostrato che dal punto di vista tecnico l'inserimento di qualche giocatore importante come Ricciardi, ma lo stesso Lodi già ad inizio stagione probabilmente fa un po' la differenza in Serie D, e lei che la Serie D l'ha fatta può condividere questo quadro tecnico. Sì, perché la Serie D, ahimè, paga la presenza di 4 under in campo. Sicuramente fanno la differenza. Se è under di spessore, e allora probabilmente la formazione può guardare in alto e può guardare la parte sinistra della classifica. Se i 4 under non sono di spessore, sei destinato a stare sulla parte destra. Gli under morale fanno la differenza, ma la Ciriale, ricordiamoci che oltre a Lodi, Ricciardo, Savanarola, dico, negli ultimi anni è sempre stata là, nella parte sinistra del campionato, e ha sempre sperato nei playoff e probabilmente anche nel salto di categoria. Io sono fiducioso. Anche perché all'andata sono riusciti a vincere in casa della Gelbison, giocheranno la partita di ritorno in casa, sulla carta potrebbe essere un po' più abbordabile. Sì, e poi conosciamo la passione della tifoseria acese, voglio dire che è molto attaccata alla squadra e alla società. Ripeto, sono fiducioso, quindi il campionato non è chiuso, ne vedremo. Mi aspettavo probabilmente qualcosa in più da parte della Cavese, sicuramente sì, e anche forse anche qualcosa della Lamezia. Diamo uno sguardo adesso alla classifica dopo questi 2 recuperi di domenica. In testa abbiamo proprio la Gelbison con 60 punti, con 56 Cavese 1919, con 53 Città di Aciriale, 52 FC Lamezia, 44 punti Paternò, 41 Città di Sant'Agata, 39 Cittanova, con 35 Santa Maria Cilento e Real Aversa 1925, con 34 punti il Licata, con 33 Portici 1906, 32 Trapani, 30 San Luca, 29 San Cataldese, 23 punti il Rende Calcio e Castrovillari, 21 punti per il Giarre, con 16 punti il Troina, chiude la classifica il Biancavilla con 13. Guardando questa classifica notiamo comunque la conferma soprattutto di una squadra a rivelazione, qual è stato sicuramente questo Paternò di Torrisi. Che ne pensa? Paternò intanto voglio dire è guidata da un condottiero, ottimo allenatore che è Alfio Torrisi, che ho avuto modo di poter conoscere quando allenava l'Aci Sant'Antonio, e veramente ha fatto miracoli. Ma così come ha fatto un miracolo col Paternò, ottima organizzazione societaria, ottimo direttore sportivo, ottimo direttore generale e soprattutto dei giocatori che danno l'anima per il Paternò Calcio, che è anche una squadra importante. Attualmente possono pensare quasi di arrivare ai playoff, anche se sappiamo benissimo che i playoff nel campionato di Serie D, e lì forse insomma la federazione dovrebbe fare un cambio, secondo me, contano poco, no? Perché poi alla fine incide soltanto in una possibile graduatoria finale per i ripescaggi.
Ma io credo che il Paternò deve pensare soltanto a divertirsi e a fare bene in questo campionato, ha la possibilità di poter giocare senza stress mentali, poter valorizzare i tanti giovani che hanno all'interno della loro rosa e con la giusta pressione che può mettere un mister preparato come Alfio Torrisi possono ancora togliersi qualche soddisfazione. La soddisfazione però se la sta prendendo in questo Sant'Agata che sicuramente ha sbalordito un po' tutti, anche il Sant'Agata a questo punto mira ad una posizione playoff, potrebbe riuscirci. Il Sant'Agata ha una squadra ancora più giovane del Paternò, condotta da un allenatore navigato che è Mimmo Giampà, che io ho avuto modo di conoscere quando allenava in Calabria e Roccella, che veramente con 4 ragazzini che probabilmente non potevano fare il campionato di Serie D li ha portati a ben 2 salvezze, quindi anche Giampà è un allenatore che con i giovani può fare bene e probabilmente ha trovato un ambiente sano dove anche qua potrà andare a togliersi qualche soddisfazione. In Serie D andare a fare 42 punti ed essere là sopra, andare a superare le squadre campane e andare a giocare nei campi campani, posso dirvi io che l'ho affrontato, è veramente difficile. Condivido questa cosa. Tra l'altro all'interno di questo girone abbiamo anche tantissime realtà importanti siciliane. Sta soffrendo un pochettino in questo momento il Giarre, ma con buone possibilità di tirarsi fuori, quantomeno cercare di trovare una posizione più che ottimale nella griglia play-out. Sì, del Giarre probabilmente ci aspettavamo qualcosina in più, perché l'anno scorso l'ha fatta la padrona, era la squadra più forte dell'eccellenza, forse, ma dico così, lo dico da tifoso, da esterno, da osservatore, probabilmente ha pagato lo scotto che ha smembrato una squadra, dagli elementi che aveva doveva aggiungere probabilmente qualche valore, qualche giocatore di categoria importante, qualche giovane importante e poteva sicuramente essere lassù nella parte sinistra della classifica. Anche perché affrontare la parte iniziale del campionato è fondamentale, perché poi la società e la squadra si stabilizza anche mentalmente nella categoria. Sì, guarda caso tutti i giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato oggi si ritrovano in formazioni che bene o male o stanno vincendo il campionato in eccellenza o sono lì in alto in squadre che lottano per il vertice. È vero. Domenica c'è stato il recupero tra Trapani e Real Aversa 1925, un Trapani che forse ha sofferto più di tante altre questo cambio anche dirigenziale. L'ex Dattilo si è dovuto vestire da capoluogo di provincia, forse in società questa cosa non è stata facile. Ma quando ci sono questi cambi al vertice trovare la giusta chimica non è mai facile. Quindi probabilmente anche per loro questo è un anno di assestamento per riuscire a capire meglio. E poi il campionato di Serie D sembra che sia un campionato facile da vincere, ma non lo è assolutamente, ne sa qualcosa anche il Messina, no? È vero. Che è stato in Serie D. Soprattutto nella seconda parte. 3 anni, è stato 3 anni in Serie D, con giocatori importanti e con l'obiettivo, soprattutto quando hai l'obiettivo di vincere. Quando devi vincere non è mai semplice. Non è mai semplice, assolutamente. Vedremo cosa succederà, perché adesso tra l'altro anche mercoledì ci sarà un'altra partita che recupererà il Trapani, giocherà proprio contro il Città di Sant'Agata. 3 punti che saranno fondamentali per il Sant'Agata, ma fondamentali anche per il Trapani. Chi vede favorita? Ma guarda, io giocando a Trapani io credo che ci può stare l'1. Anche perché i ragazzi del Sant'Agata giocano probabilmente liberi mentalmente, è vero che possono dare fastidio, però poi la maggiore qualità del Trapani dovrebbe uscire a largo fuori. Per chiudere questo discorso del campionato di Serie D, un pronostico secco, perché abbiamo visto che c'è la Gelbison, la Cavese, l'FC Lamezia Terme, c'è il Città di Aciriale, 4 squadre che vogliono assolutamente vincere questo girone. Chi in questo momento, secondo lei, è un gradino superiore a tutte le altre? In questo momento mentalmente sta meglio la Gelbison, perché c'è una società forte, ha un presidente che ha dichiarato che vuole portare la Gelbison dove non è mai stata,
quindi è in testa alla classifica, e quando sei davanti e gli altri devono inseguire, chiaramente vengono favoriti chi è là. Però le altre, il campionato è aperto. È aperto, quindi non si sbilancia. Il campionato è aperto. Non si sbilancia. Certo, chi è in testa probabilmente in questo momento è in testa. Quanta mentalità ci vuole per cambiare dalla Serie D alla Lega Pro a livello dirigenziale? Ma guarda, ci vogliono risorse, competenze e un pizzico di follia. Quindi quando hai questo mix, secondo me poi anche... E anche un po' più di cash però. Parlo di follia in questo senso. Perché il cash poi diventa fondamentale per però sai, la Lega Pro. In Serie C poi c'è la valorizzazione giovani, Sì. Le società, se hai i giusti apporti con le società professionistiche ti possono arrivare i giovani under che ti possono fare la differenza. La follia di base però, dai. Sì, ecco. Però sì. La follia di base. Benissimo, ci fermiamo, abbiamo un breve spazio pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e parleremo chiaramente dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Allenatore questa stagione, categoria eccellenza, Alessandro Sentinelli. San Caldaldese, San Caldaldese. Eccoci rientrati, partiamo subito con il campionato di eccellenza, partiamo subito con il girone A. Decima giornata di ritorno, guardiamo il tabellino degli incontri che si sono disputati domenica. Canicattì batte Parmonval 2-1. Akragas 2018 batte Don Carlo Misilmeri 1-0, rinviata Dolce Onorio Marsala Mazzara Calcio, Enna Calcio batte Cus Palermo 1-0, rinviata per Covid Nisse FC Casteltermini, vittoria dell'Oratorio San Cile e San Giorgio 3-1 contro il Monreale, Mazzarese.2 Profavara 0-0, Unitas Sciacca batte Castellammare 2-1. Con questa vittoria il Canicattì a questo punto ha più di un piede in Serie D. Guardiamo comunque la classifica dove troviamo appunto il Canicattì in testa con 60 punti, con 53 Akragas 2018, con 47 Don Carlo Misilmeri, con 45 il Profavara, con 43 Enna Calcio, 41 punti Mazzarese.2, 39 Unitas Sciacca, con 37 Oratorio San Cile e San Giorgio e Nissa FC. 34 Parmonval e Castellammare, 29 punti Mazzara Calcio, con 12 Casteltermini e Monreale, 11 punti Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 8 punti. Vi ricordiamo che la Nisse FC deve recuperare 2 partite, una partita da recuperare invece per Canicattì, Mazzarese.2, Mazzara Calcio, Casteltermini, Monreale e Dolce Onorio Marsala. Ritorneranno in campo tutti mercoledì prossimo, eccolo qua il tabellino degli incontri. Cus Palermo Unitas Sciacca, Canicattì Akragas 2018, Castellammare Nisse FC, Casteltermini Oratorio San Cile e San Giorgio, Don Carlo Misilmeri Enna Calcio, Monreale Dolce Onorio Marsala, Profavara Mazzara Calcio ed infine Mazzarese.2 Parmonval. Beh, dobbiamo partire assolutamente da questo Canicattì. Cosa dobbiamo aggiungere in più, direttore? Ma credo che ci sia poco da aggiungere perché è stato un campionato che è partito in vetta ed è oggi a 7 punti di vantaggio a qualche giornata dal termine,
quindi credo che abbia una rosa importante, ha fatto il suo dovere. Probabilmente sono venute a mancare le altre formazioni. Nel momento anche clou della stagione. Mi sarei aspettato molto di più sia dall'Enna sia dalla Nissa e anche qualcosina in più dall'Agragas, visti praticamente per come si erano esposti a inizio di stagione. Quindi a questo punto la Don Carlo Misilmeri diventa l'assoluta rivelazione, perché ha lottato e sta lottando ancora per quantomeno guadagnare questa seconda posizione importante per i playoff. E certo, dico, ha un minor blasone rispetto ad Agrigento, Certo. Enna e Nissa, è sicuramente la rivelazione del torneo, ma io ripeto, mi sarei aspettato molto di più sia dalla Nissa che dall'Enna. Un Canicattì che è pronto secondo lei per la Serie D anche mentalmente e dal punto di vista societario? Beh, diciamo che loro mancano da tanti anni dalla Serie D e sicuramente già l'anno scorso l'hanno sfiorata, i proclami inizio stagione erano proprio quelli di andare in D, ci stanno riuscendo, un grosso merito a tutta la società. Allenatore giovane tra l'altro Lillo Bonfatto. Sì, ma poi una rosa composta da un mix anziani e giovani, gente che il calcio dilettantistico lo conosce bene. Faccio 3 nomi su tutti, Prividera, Pettinato, Iraci, gente che ha vinto il campionato, Raimondi, sì, gente che ha vinto il campionato e quindi che questo campionato probabilmente rappresentano un valore aggiunto. Un Canicattì che però la prossima stagione rischia di giocare fuori casa perché il campo sicuramente non sarà agibile per il campionato di Serie D e questa può diventare una pecca, no? Per una squadra, per una società, per un pubblico. Questo è un grande problema che purtroppo in Sicilia di queste situazioni ne troviamo tante, che la situazione in impianti sportivi in Sicilia è veramente pessima. Tra l'altro parleremo adesso proprio di Taormina. Sì, è molto, pessima. Loro sono stati veramente molto coraggiosi a voler andare contro tutto e contro tutti, a voler vincere il campionato, ma sanno bene che il prossimo anno andranno a fare in trasferta il campionato. Ed è una sofferenza perché in Serie D il fattore pubblico chiaramente diventa, non dico fondamentale, essenziale. Ma anche l'incasso. Anche l'incasso. Quindi il fattore pubblico, il senso di appartenenza Certo. alla tua città, a tutto ciò che viene come comunichi e anche, voglio dire, l'incasso, perché se non hai incasso diventa difficile oggi riuscire a portare avanti una società di calcio. È vero. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Canicattì 2-1 proprio contro la Parmonval. Stadio Franco Lo Monaco di Palermo, 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. La capolista Canicattì, reduce da un turno di riposo forzato nell'ultima uscita contro la Mazzarese che verrà recuperato il prossimo 30 marzo, rende visita alla Parmonval. Passiamo al film di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Mario Carpinteri. Al secondo subito Catti pericoloso con Gueye che si mette in proprio sull'out mancino, tiro cross sul quale non arriva per questione di centimetri Prezzabile. All'8º matura il vantaggio biancorosso con Gueye che approfitta del misunderstanding della retroguardia palermitana e deposita in rete per l'immediato vantaggio del Catti. Partita però tutt'altro che in discesa al Franco Lo Monaco, perché reagisce la Parmonval al 22esimo con Rappa che manda in verticale e Caronia calcia altissimo da ottima posizione. Al 27esimo però il Catti di nuovo vicino al raddoppio con il corner di Prividera sul quale si avventa Caternicchia, destro neutralizzato da Tarantino. 2 minuti più tardi i Racinari che spingono provandoci anche dalla distanza con Prezzabile, sfrutta il rimbalzo e lascia andare il destro, lambisce solo il palo alla destra di Tarantino. Al 33esimo batte un colpo la Parmonval con Rappa che sfrutta lo scivolone di Raimondi, arma il mancino di un soffio largo. Proprio quando la partita sembra anestetizzarsi, il Canicattì trova il raddoppio. Gueye scappa via sull'auto mancino, serve dentro Iezzi, destro di prima intenzione che trova anche una deviazione di un difensore palermitano e raddoppio Racinaro 0-2 al Franco Lo Monaco. Anche la firma di Beppe Iezzi proprio prima del duplice fischio del direttore di gara livornese.
Il Canicattì mette in sicurezza il risultato sfruttando la premiata coppia Gueye-Iezzi. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Non cambierà lo spartito e l'inerzia di questa sfida ancora con il Canicattì vicinissimo al tris. Questa volta in cabina di regia c'è Privitera, allarga l'offensiva per Iezzi, palla dentro lì dove c'è Padovani, da 2 passi fallisce il colpo del KO, mantiene in vita la Parmonval che al 52esimo prova ad accorciare le distanze con il destro velenosissimo di Carioto, parabola potentissima, posizione decentrata che termina sul fondo. 5 minuti più tardi il Canicattì si appoggia a Gueye in questa versione osimeniana. L'attaccante di Mister Bonfatto prova a girarsi verso la porta avversaria, minuto 62, campo scivoloso, si gioca per lo più sulle seconde palle, prova a farlo Iezzi con questo destro al volo. Dall'altro lato massimo sforzo offensivo profuso dalla Parmonval, Rappa impegna Barbagallo con questo tiro grosso al 70esimo, azione spettacolare ai padroni di casa che parte da serio passando per Rappa, arriva a Carioto, tiro dal limite fuori di un nulla. Prova a rompere il forcing avversario Mister Bonfatto pescando dalla panchina dentro Di Mercurio al posto di Tedesco che va a mettere la fascia di capitano addosso al neoentrato. Al 72esimo risposta Catti con Garufo che smonta la traversa della porta di Tarantino. Un minuto più tardi Caternicchia aggancia in area Rappa, il direttore di gara indica senza indugi il dischetto del calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Carioto che è implacabile, mette il pallone sotto il 7. Gara riaperta al Franco Lo Monaco, ma il Canicattì va subito vicinissimo al tris, calcio di punizione a 2, va col destro di Mercurio, miracolo da parte di Tarantino che salva ancora una volta la sua porta. Dentro Baiata per Gueye, scampoli di gara per il numero 16 di Mister Bonfatto. All'80esimo ancora Tarantino nega un altro Eurogol a Garufo, aveva provato a sorprenderlo con un lob benfardo dai 30 metri. Nel finale spazio anche a 3 piedi in luogo di Prezzabile, minuto 82, ci prova la Parmonval sull'azione seguente con il destro dai 18 metri ad opera di Carioto, salvato sulla linea di porta da parte di Raimondi. Prosegue l'azione, allora Serio trova ancora il salvataggio di Raimondi e poi Caronia calcia alto da 2 passi all'86esimo, sciupa l'occasione del pareggio la Parmonval. Nel finale dentro anche Matera per Padovani, Canicattì che sarà costretto a soffrire in 10 contro 11, complice il doppio giallo all'indirizzo di 3 piedi. In appena 6 minuti lascia i suoi in 10 uomini, inferiorità numerica. Le vittorie più belle arrivano con la sofferenza ed è quella che ha messo in campo la formazione di Mister Bonfatto, che vince e vola a più 11 con una gara in meno e nella prossima uscita l'occasione di mettere lo spumante in ghiaccio perché ospiterà la seconda forza del girone, l'Agragas, per sancire definitivamente la promozione al campionato di Serie D. Avremmo preferito fare almeno un punto, anche perché penso che l'avremmo meritato. La prestazione penso che agli occhi di tutti quelli che ci vedono, poi se c'è qualcuno che non ci vede non lo so, penso che abbiamo messo soprattutto nel secondo tempo sotto la squadra migliore di tutto il campionato. Abbiamo avuto diverse occasioni, qualcuna proprio clamorosa, ci sta poi di concedere qualche cosina su qualche calcio piazzato o qualche contropiede, anche se in realtà nel secondo tempo ne ricordo giusto 2, con un miracolo di Ciccio Tarantino su un calcio piazzato e una traversa presa, non ricordo sempre se sul calcio piazzato. Tolto questo, abbiamo fatto un secondo tempo nella metà campo avversaria, ci abbiamo provato in tutti i modi con le qualità che avevamo. È entrato Marchese, il nostro 2004, devo dire che per l'ennesima volta è entrato benissimo. Avevamo 3 attaccanti, Rappa, eravamo sbilanciati ma non abbiamo perso equilibrio, non abbiamo perso comunque la nostra idea di gioco. Anche oggi i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Ripeto, dispiace perché avrei preferito fare i punti piuttosto che ricevere i complimenti. Questo testa alta ultimamente, anche le squadre italiane impegnate in Coppa, ce ne facciamo poco di uscire a testa alta. Avrei preferito fare i punti, per quanto per quello che si dice abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza. Mi interessa poco, voglio fare più punti possibili e avrei preferito alla prestazione magari fare una prestazione un pochino inferiore ma portare un risultato a casa. Io questo gruppo non posso solo che ringraziarlo, perché mi hanno fatto tornare la voglia di allenare che mi era passata, perché in giro onestamente, insomma, meglio non aprire altri capitoli, quindi li ringrazio. Peccato perché è rimasta solo la prestazione, penseremo alla prossima partita. Domenica
Domenica si è giocato uno scontro diretto, Akragas contro la Don Carlo Missilmeri, è finita 1-0 per la squadra di Terranova, tenendo presente tra l'altro che proprio domani ci sarà questo ennesimo scontro al vertice tra l'Akragas e il Canicattì. Ma tornando a parlare della partita di domenica, c'è la conferma che comunque quando arriva un allenatore indubbiamente c'è un cambiamento. L'arrivo di Terranova ha permesso questa striscia continua importante per catapultare a questo punto, anche con credo abbastanza merito, l'Akragas al secondo posto, quindi in una posizione ottimale per i playoff. Sì, però c'è stato anche un cambio non solo di allenatore ma anche di giocatori. Perché, questo è anche vero. Perché sono andati via alcuni elementi importanti, ne sono arrivati altrettanti importanti che probabilmente hanno fatto maggior gruppo all'interno dello spogliatoio. Vedi, uno su tutti ogni settimana segna, come domenica ha segnato Pavic, che segna sempre, oramai diventa inarrestabile. La serenità fa tanto. Sì. C'è stato anche un cambio societario, se non ricordo male, ad Agrigento. Seguo poco il campionato di Serie A, però del girone A. Però è andata via la presidentessa. Ecco, credo Giordano. che ci sia stato quindi cambio di allenatore, cambio in società e anche cambio di giocatori, dopodiché l'ambiente si è ricompattato e là arrivano i risultati. Grazie comunque a Terranova che comunque si è trovato in mano una società ma soprattutto una squadra con quella voglia di non mollare, di rimettersi in gioco, e ce l'hanno fatta, perché poi non è mai facile recuperare in eccellenza. No, ma Agrigento rappresenta una piazza importante, è vero. Dire, il calcio importante lo hanno visto, quindi sfido chiunque a voler giocare ad Agrigento, quindi ancora il campionato, dico, è terminato per il primo posto, ma i playoff potrebbero anche portarti in Serie D. E domani c'è questo scontro importante, Akragas-Canicattì in casa del Canicattì. Pronostico? Secco. Ma sarà una bella partita e secondo me poi un bel pareggio ci sta. Accontenterebbe un po' tutti, no? Sì. Sarà una bella giornata di sport. Sarà una bellissima giornata di sport. Per intanto guardiamoci gli highlights, la vittoria dell'Akragas 2018 proprio contro la Don Carlo Missilmeri. La partita è finita 1-0 per i ragazzi di Terranova. Dallo stadio Seneto in Agrigento un saluto da Davide Sardo. Amici sportivi, benvenuti alla partitissima Akragas Missilmeri, 10ª di ritorno in eccellenza girone A, in palio punti fondamentali per il secondo posto. Si affrontano la seconda della classe, l'Akragas, ed il Missilmeri, terzo in classifica. Dirige il match il signor Vazzano di Catania. Ci siamo, amici sportivi, è tutto pronto per il calcio d'inizio affidato al Missilmeri, che in avanti presenta 3 pezzi da 90, Manfrè, Filippo Tiscione, Pierino Concialdi. Fischietta in bocca per Vazzano di Catania. Inizia adesso la partitissima Akragas Missilmeri con la squadra di Utro che manda subito il pallone in avanti a cercare la punta Concialdi. Fa buona guardia il terzino tarantino. Pavisic, pallone a destra per Prestia. Attenzione, Prestia punta la porta avversaria, si accentra Prestia. Palla per Strano, la conclusione, la deviazione, palla ancora viva per l'Akragas, Lavardera sul fondo. Prima palla gol per l'Akragas al secondo minuto di gioco. L'apertura a destra per Concialdi, chirurgica di Bringas. Concialdi punta Tarantino, Concialdi, serie di finte, Concialdi col destro, cross basso, attenzione, chance per il Missilmeri, Cerniglia, la conclusione, palla sul fondo, brivido Akragas, occasione Missilmeri al 10º. Prestia, un tiro in porta, la palla è lì, attenzione, Zummo, salva il Missilmeri. Insiste l'Akragas che sembra avere un altro passo rispetto al Missilmeri. Finessi, la conclusione, palla sul fondo. Che Akragas, 45esimo. Baio, attenzione, chance Akragas, il cross di Baio al rimorchio, Pavisic, rigore! Netto il tocco di un difensore con Pavisic che ha anticipato nettamente l'avversario. È tutto pronto per il penalty Akragas. Pavisic contro Zummo, 46 sul cronometro.
Fischia l'arbitro, parte Pavisic, la finta, Pavisic! Santiago non si ferma più, altro gol del bomber bianco-azzurro, l'argentino, l'Akragas spacca la partita con Santiago Pavisic. Da Vardera la palla filtra, poi Prestia si accentra, la conclusione di Prestia, Zummo! Parata di Zummo. Tarantino, il cross, palla alta per Pavisic, Pavisic! Zummo! La toglie da dentro la porta. 15esimo la ripresa, Tiscione punta Tarantino, entra in area Tiscione, in zona tiro Tiscione, attenzione al suo sinistro, Tiscione! Non va, palla alta sopra la traversa. Punizione per il Missile Mary. Minuto 17 della ripresa, Concialdi sul pallone. Il cross di Concialdi di testa, attenzione di Giuseppe, fuori gioco, rete annullata al Missile Mary. Prestia, mette il turbo, Prestia, atterrato da Cerniglia, attenzione, Cerniglia già ammonito, ha il giallo in mano il direttore di gara. Rosso per Cerniglia, Missile Mary in 10 uomini. Butta via il pallone l'Akragas, allora attenzione Di Giuseppe, non c'è fuori gioco, Di Giuseppe punta la porta avversaria, entra in aria, Di Giuseppe, Arusha la tiene lì. Va a saltare anche il portiere Zummo, poi si ferma, ci ripensa. Allora Concialdi, palla lunga a cercare le punte, Arusha in uscita con i pugni. E poi attenzione Giovanni Taormina, il portiere è fuori dai pali, Taormina non calcia, ma supera 2 avversari, poi è libero Prestia, attenzione Prestia, fuori gioco, fischiato a Prestia, finisce qui, l'Akragas vince lo scontro per il secondo posto sul Missile Mary per 1-0, decide il rigore realizzato da Pavisic al 46esimo del primo tempo. Vittoria meritata per l'Akragas che ha sempre fatto la partita, ha giocato anche un buon calcio, ha sfiorato più volte il secondo gol. Missile Mary che comunque esce a testa alta dal confronto dell'Esseneto. Mercoledì la sfida contro la capolista Canicattì per l'Akragas. Ho avuto la fortuna di fare il rigore e va bene, questo ha portato la squadra a vincere, quindi siamo contenti e speriamo di continuare così. Abbiamo una settimana dura, ma siamo preparati. La partita la facciamo in settimana e l'abbiamo visto, l'abbiamo sistemato così. La volevamo giocare così e sappiamo, come dice sempre il mister, che ci sono tante partite dentro la stessa partita e penso che oggi abbiamo stato intelligenti e abbiamo saputo giocare tutte le partite che ci sono nella stessa partita. Quando uno vince ti porta a vincere e ti rende felice. Stiamo facendo le cose bene, ci stiamo allenando bene e vabbè, questo è lo che dimostriamo in campo. Una gara dura, una gara importante, come a tutti. Qua non interessa se sono capolista, ultimo in classifica, tutti all'Akragas che giocano nello stesso modo e giocano per vincere. Noi dobbiamo sapere questo e andremo a cercare sempre i 3 punti. Serve una partita attenta, una partita di grande concentrazione, di grande applicazione, di grande determinazione. I ragazzi onestamente sono stati quasi perfette perché poi cerco sempre di trovare il pelo nell'uovo, no? Forse quando siamo passati in superiore numerica ci siamo abbassati troppo, non abbiamo capito subito che avevamo un uomo in più in mezzo al campo, dovevamo stare più alti. Poi per il resto il tema tattico della gara era chiaro, concedere meno giocate a Concialdi. Nel caso in cui fosse riuscito a trovare la giocata, a assorbire la profondità degli attaccanti, onestamente abbiamo lavorato tutta la settimana bene, i ragazzi hanno applicato alla lettera tutte le esercitazioni che abbiamo fatto durante la settimana. Siamo contenti, però sappiamo che già fa parte del passato, il pensiero va alla partita di mercoledì, che per noi è più importante forse del Canicattì stesso, perché credo che il Canicattì onestamente deve essere l'obiettivo, abbia già vinto il campionato. Quindi per noi è una tappa fondamentale per
per raggiungere un obiettivo che gratifica tutti, gratifica l'ambiente, gratifica la società, i giocatori e lo staff. Premiamo per conoscere il nome. Allora, Umberto Cirnigliano ha vinto il miglior portiere di campionato d'eccellenza. Complimenti. Poc'anzi si parlava dell'Enna, effettivamente l'Enna più di tutte le altre ha sofferto il problema Covid e troppe partite da recuperare, anzi l'arrivo di Strano ha permesso comunque di fare dei punti che hanno un po' tranquillizzato la classifica. Per i playoff non dovrebbero esserci problemi, però è anche vero che c'è stato questo affannoso bisogno di giocare quasi ogni 3 giorni e non è facile in eccellenza. Sì, diciamo che da noi osservatori, voglio dire, probabilmente ci aspettavamo in ogni caso qualcosa di più? Qualcosa in più dell'Enna, anche i proclami di inizio stagione, anche perché l'anno scorso si erano comportati bene. Probabilmente hanno fatto la finale playoff, ecco, col Giarre. Probabilmente poi è andato via qualche giocatore di troppo e forse la squadra era un tantino più debole rispetto al passato anno. Però è anche vero che adesso con Mister Strano probabilmente è una squadra che diventa nei playoff una squadra difficilissima da battere, perché lui ha un'esperienza che è fondamentale proprio in vista playoff. Sì, vabbè, Pippo Strano, voglio dire, non lo inventiamo. Non lo inventiamo, ha un suo curriculum che parla. Però poi in campo ci vanno i giocatori e quindi i giocatori devono essere bravi a mettere in pratica le disposizioni del tecnico e poi c'è sempre la componente fortuna che diventa fondamentale per un risultato definitivo al termine di una stagione che comunque è sempre lunga. Poi quest'anno con le solite pause Covid chiaramente tutto questo poi pregiudica un andamento un po' più stabile, cosa che poi invece non è successa nel girone B, vabbè, di questo poi ne parleremo tra poco, perché per chiudere il girone A voglio sottolineare l'ascesa da un paio di settimane a questa parte dell'Unitas Sciacca. Sciacca sappiamo benissimo che per tradizione e blasone, insomma la Serie D l'ha fatta per tantissimi anni. Si è svegliata troppo tardi, recuperare adesso è un po' più difficile, ma mai dire mai nel calcio, no? Sì, soltanto che le ultime giornate poi, una volta che si è stabilita la griglia playoff e la griglia playout, sai, un tantino si molla perché sempre campionati dilettantistici ci sono. Le squadre che stanno dalla parte destra della classifica probabilmente hanno tanti dopolavoristi, quindi sono giocatori dilettanti, si pensa più con un occhio attento al prossimo campionato e meno a questo. Però attenzione perché la classifica vede in questo momento l'Unitas Sciacca a soli 4 punti potenzialmente dall'Enna Calcio. Certo ci sono tante altre squadre che ancora devono recuperare partite come ad esempio la Nis FC, però nella parte finale qualche scontro diretto potrebbe un po' ancora rivoluzionarla questa griglia. Sì, diciamo che è un campionato sicuramente aperto, un campionato molto più stretto come classifica rispetto al campionato del girone B. Perché poi c'è tra l'altro anche il Pro Favara che è in ascesa. Sì, ci aspettavamo qualcosina in più dal Mazzara. Dal Mazzara, sì, dal Mazzara, anche qua, reduce dal campionato dell'anno scorso, quest'anno ci aspettavamo qualcosina in più. Secondo me poi c'è stata una parte finale che loro hanno puntato tutto sulla Coppa e non si può puntare solo su una partita finale, perché poi la finale è sempre un ternallotto, poi bisogna vincerla la finale per arrivarci. Vediamo fra 1 o 2 partite cosa dirà la classifica e allora lì probabilmente saremo un po' più bravi a capire meglio
chi la spunterà. È vero. Insomma, i giochi sono fatti in questo girone A del campionato di eccellenza, aspettiamo il big match di domani, potrebbe anche già brindare al successo la squadra di Lillo Bonfatto, lo sapremo chiaramente soltanto dopo mercoledì sera. Per intanto voltiamo pagina e parliamo subito del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Decima giornata anche in questo girone B del campionato di eccellenza, guardiamo subito il tabellino degli incontri. Città di Taormina che pareggia in casa 1-1 con il Santa Croce, Città di Viagrande batte Cicatena 1-0, Igea 1946 batte Atletico Catania 6-0, Ragusa Calcio batte Ionica FC 1-0, Nebros batte Real Siracusa Belvedere 2-0 ed infine SC Palazzolo che pareggia in casa 3-3 contro il Città di Siracusa. Hanno riposato la Virtus Ispica 2020 ed il Carlentini. Guardiamo la classifica, c'è la conferma come al solito di questo Ragusa che dopo aver vinto il big match contro l'Igea 1946 appena 7 giorni fa, vince questo ennesimo scontro al vertice contro la Ionica e potrebbe anche il Ragusa in un certo senso brindare al passaggio di categoria, anche se chiaramente non si può ancora parlare di Serie D. Guardiamo la classifica. In testa il Ragusa di Raciti con 57 punti, con 54 l'Igea 1946, con 53 la Ionica, con 39 Nebros, 36 Carlentini, 33 punti per il Città di Taormina ed il Città di Siracusa, 24 SC Palazzolo, 22 Real Siracusa Belvedere, 22 anche per la Virtus Ispica 2020, 19 la Cicatena, con 15 Santa Croce Città di Viagrande, ultimo in classifica l'Atletico con 0 punti. Si ritorna in campo domani, guardiamo subito il tabellino degli incontri che si disputeranno. Carlentini Ragusa Calcio, Città di Siracusa Virtus Ispica 2020, Città di Viagrande Real Siracusa Belvedere, SC Palazzolo a Cicatena, mentre invece le partite Nebros, Città di Taormina, Ionica ed Atletico Catania si giocheranno giovedì, riposeranno Santa Croce ed Igea 1946. Prima di parlare del Città di Taormina, prima di parlare ampiamente del Città di Taormina, parliamo chiaramente di questo Ragusa che a questo punto, vincendo anche questo ennesimo scontro al vertice, probabilmente per Raciti possiamo dire che i giochi sembrerebbero fatti, il passaggio in Serie D è ormai soltanto questione di qualche punto di sicurezza. Direttore. Diciamo che sicuramente ha staccato in parte il biglietto d'ingresso alla Serie D. Una società che non perde gli scontri diretti al vertice. Anzi, li vince. Quindi vince, perché questo lo dice la storia. Loro nelle ultime 2 partite hanno dimostrato di essere i più forti di tutti, hanno vinto fuori casa con l'Igea dove in maniera netta, dove non c'è stata discussione, hanno vinto domenica con la Ionica in casa dimostrando di essere la squadra più forte, perché secondo me la Ionica era quella che stava meglio in salute. È vero, molti addetti ai lavori confermavano questa sua ipotesi. Noi l'abbiamo incontrata 2 domeniche fa e stavano bene fisicamente. Quindi oltre che allenata per bene da un mister giovane e preparato, gli argentini che hanno tanta fame, e quando ti trovi di fronte a una squadra con queste caratteristiche è difficile andarla a battere. Il Ragusa ce l'ha fatta. E il Ragusa domenica ce l'ha fatta, questo conferma che sicuramente è la squadra che merita di vincere il campionato. Tra l'altro con accoppiata, perché hanno anche vinto la Coppa, quindi a questo punto questa stagione è quasi da incorniciare. Guarda, c'è poco da dire sull'organizzazione Ragusa, perché secondo me hanno un allenatore fra i più preparati dei campionati dilettantistici, oltre che hanno un direttore che Graziano Strano, voglio dire che sicuramente il calcio lo mastica e lo conosce per bene. Quindi sono riusciti a fare quadrato, probabilmente non avevano la rosa più forte del campionato, ma sono riusciti a crearsi un ambiente, a crearsi praticamente una bolla
dove loro sono diventate la squadra imbattibile e i risultati lo sono dicono. tutti dalla loro, è Lo vero, dicono, è vero. sì. Una bocciatura dunque per l'Igea 1946 per quanto riguarda questa stagione, soltanto perché poi alla fine ha perso contro il Ragusa? Diciamo che l'Igea è una doppia bocciatura, perché anche l'anno scorso, voglio dire, era partita con i favori del pronostico e non ce l'ha fatta. Quest'anno era partita come la squadra da battere, aveva una rosa importante e questa è la dimostrazione nel calcio che gli uomini non ti portano obbligatoriamente a vincere. Ci vogliono uomini e qualche altra cosa. Condivido questa non cosa. la componente fortuna, È ma vero. qualcosa all'interno proprio della formazione. Io poc'anzi ho detto del Ragusa la bolla, no? Quando si riesce a creare questo ambiente ovattato, che non è la società, inteso come presidente e direttore generale, ma tutto quello che c'è sotto, se si chiudono, diventano imbattibili. E poi i risultati Ed è arrivano. stata l'arma vincente proprio del Ragusa, condivido questa cosa. Peccato, anche se c'è sempre insomma ancora la griglia dei playoff che potrebbe in un certo senso dare un'altra chance alla squadra dell'Igea, tenendo presente che comunque poi questo tourbillon di partite per la fase nazionale è un po' ingarbugliato, non è mai facile. Non è semplice, Non è per andare semplice. in D devi andare vincendo il campionato. È vero. Che questa è la verità, poi puoi sperare in un ripescaggio. Bene, allora intanto si conclude il campionato cercando di fare il meglio possibile e È poi lo vero. si vede. E bisogna parlare a questo punto di questo Città di Taormina. Facciamo una cosa, direttore, ci guardiamo gli highlights e poi parliamo di tutto quello che è successo e che succederà a Taormina, perché so che ci sono forse delle belle novità. Guardiamoci gli highlights del pareggio, Città di Taormina, Santa Croce 1-1. Il Città di Taormina vuole dare seguito alla vittoria di domenica scorsa in casa del Carlentini e in questa 25esima giornata del campionato di eccellenza riceve al Bacigalupo il Santa Croce terzultimo in classifica. I biancazzurri di Peppe Furner si sono dati come obiettivo l'ottenimento del quarto posto in classifica per dare un senso al finale di una stagione che fin qui è stata avara di soddisfazioni. Cosentino, un bel gioco di gambe, il tocco su Valenti, ora Quintero che allarga verso Floridia che carica il destro, lo aspetta lì Cirnigliaro e blocca, 19esimo, prima conclusione verso la porta, le mani Cosentino, la sponda con il petto, la palla resta lì, Floridia col destro, Cirnigliaro fa una gran parata, Ancione lancio in profondità, la spizzata di Famà, libera, Bounfall spinner, Ancione ha una seconda possibilità, la seconda spizzata anche di Famà, che stavolta trova Nicolosi, il destro, ci sono delle proteste per un tocco di mano di Gomez Guerra, fa giocare l'arbitro, Ancione la fa girare, non scende la traiettoria, palla che si perde alta. E quindi al primo minuto di recupero di questo primo tempo Daniele Ancione deve lasciare il campo per infortunio, c'è Peppe Quintoni, trovato al rasoterra Famà, Strano, Emanuele ancora, Strano, 1-0, gran gol del Città di Taormina, una bella conclusione rasoterra dai 25 metri di Salvatore Strano, sesto gol in campionato per lui, il secondo consecutivo. Quintoni con il sinistro verso Famà, un po' di spazio a destra, Famà illumina per Nicolosi, il dribbling con l'esterno, Reale salva tutto in corner, c'era Bade solissimo al centro dell'area. Quintoni con il sinistro, Bade, lo aspetta lì la rosa. Leone, il tocco su Oluic che appoggia verso Valenti, con il destro Valenti, Cirnigliaro si distende, attenzione Reale che spreca tutto con la porta spalancata, spedisce al lato. Il lancio di Gomez Guerra, attenzione a Quintero che prende il tempo a Tonzuso, Quintero con il destro, 1-1. Deve rifare tutto da capo il Città di Taormina che aveva trovato il vantaggio al settimo di questa ripresa. Lorenzo Incatasciato sventaglia con il sinistro verso Leone che la fa ribalzare, Leone! Cirnigliaro, grande intervento ma gran giocata del 10 ospite. Per la palla messa dentro, attenzione c'è l'errore di Tonzuso, Quintero ancora lui, Pantano stavolta lo rimonta e lo chiude in calcio d'angolo. Leone trova uno spazio nella difesa del Città di Taormina, si infila Leone, la mette dentro, la palla capita su Oluic che la stoppa e poi col destro ma ha trovato, salva tutto col corpo. Abate
difende palla dentro l'area, Abate si appoggia su Viscuso, bella palla dentro di Viscuso, Fama non inquadra la porta di testa. Il corner di Quintoni, strano sull'uscita a vuoto di La Rosa, non inquadra la porta. Ora Abate, Fama libera la difesa e attenzione, si trasforma subito in offensiva l'azione del Santa Croce con il solito Quintero, lo aspetta trovato, la palla dentro di Quintero verso Incatasciato, rimontato da Nicolosi. Ginago servito da Strano, la mette dentro Ginago, De Marco in rovesciata, De Marco, attenzione Nicolosi, Cosentino si rifugia in corner. De Marco, ultimi assalti ma non c'è più tempo, finisce qui dopo 7 lunghissimi minuti di recupero. Il Città di Taormina si inceppa al Bacigalupo, soltanto 1-1 con il Santa Croce. Non riescono i biancazzurri a dare seguito al successo di 7 giorni fa con il Carlentini. Intanto parliamo della partita, veloce veloce, perché è una partita da fine stagione, diciamolo pure. Sì. 1-1 che è servito comunque per portare ancora più punti in classifica, una partita diciamo che probabilmente serviva poco a tutti. Beh, diciamo che è stata una partita per lanciare qualche giovane del nostro settore giovanile, perché anche oggi ha giocato un ragazzo, Leonardo Viscuso, un 2004, bellissima questa cosa, che noi seguiamo, è un prospetto importante. Sappiamo bene che nel prossimo anno di Serie D sarà obbligatorio in campo un 2004. Noi abbiamo dei 2004 di prospettiva e quindi è giusto dare visibilità ai ragazzi. Oggi, non avendo più nulla da chiedere e lontano anche dai playoff, quindi è giusto dare spazio il percorso ai nostri cambia ragazzi. Ed è giusto che cambia. cambia. Cambierà il percorso del Città di Taormina per la prossima stagione? Noi chiaramente da qualche settimana dopo la sconfitta di Ragusa e l'uscita sempre attraverso il Ragusa dalla semifinale di Coppa Italia, il nostro percorso è cambiato, stiamo già cominciando a guardare, a proiettarci alla prossima stagione, quindi le ultime partite saranno delle partite dove lanceremo dei ragazzi del nostro settore giovanile, molti di questi ancora impegnati nei campionati Under 19, dove siamo in testa alla classifica. Abbiamo un problema importante che in questo momento non ci permette di poter programmare il futuro e uso un termine anche forte, che ci ha probabilmente anche penalizzato da dicembre in poi, perché non abbiamo potuto guardare con ottimismo il nostro futuro, perché il 30 di giugno del 2022 scade l'omologazione del Bacigalupo, già in questo momento non è omologata la tribuna, noi giochiamo a porte chiuse e dal 30 di giugno non avremo più neanche l'omologazione del terreno di gioco. E questo è un grande handicap. E questo è un grande handicap, un grosso lavoro importante, ringrazio per questo, lo sta facendo il Comune di Taormina, nella persona del sindaco Mario Bolognani e dell'assessore allo sport Andrea Carpita, ma loro non hanno fondi per poter sostenere i lavori. Allora sono riusciti a ottenere dei fondi dalla città metropolitana di Messina, a maggio probabilmente potranno usufruire di questi fondi. Nel frattempo stanno lavorando, il Comune sta lavorando per la progettazione, quindi il 30 di giugno è vero che scadrà l'omologazione, ma si spera di poter ottenere un anno di bonus per poter fare un'altra stagione, nel frattempo poter iniziare, programmare la ristrutturazione della struttura, nel senso che aggiudicare la gara a un'impresa in modo tale che ad aprile prossimo, con la sosta da aprile ad agosto, poter effettuare i lavori e quindi poter finalmente giocare. Anche perché la struttura in sé per sé non è decadente, bisogna giustamente metterla a norma, per esempio dell'impianto elettrico, così come probabilmente anche il manto erboso sintetico che necessita un cambio.
No, il problema più grosso è il manto, il tappetino, sì. Perché praticamente non è più a norma e quindi il 30 giugno scade l'omologazione. Andare a sistemare l'illuminazione è semplice, non è nulla di che, questo lo si può fare tranquillamente a fine stagione, così come a fine stagione abbiamo il problema della mancata omologazione della tribuna, perché bisogna aprire 2 varchi che dalla tribuna diano al campo di gioco, che per il decreto Balduzzi è obbligatorio in caso di calamità naturali, il pubblico che c'è sugli spalti deve può accedere subito in campo. E quello praticamente potremmo anche farla noi come società sportiva, perché c'è bisogno di una grossa somma, ma non una somma impossibile, per la quale si potrebbe fare. Nel frattempo abbiamo chiesto anche la possibilità della gestione a lungo termine della struttura e potremmo vedercela noi per tutti questi lavori secondari. Tra l'altro la struttura in questo momento ospita anche tutto il vostro settore giovanile nelle partite e negli allenamenti, no? Decisamente sì, il settore giovanile e tutte le partite, gli allenamenti della scuola calcio e del settore giovanile invece noi li facciamo a Messina, li facciamo al Garde Sport di Mili. Mentre su Taormina c'è un'altra piccola società sportiva che fa scuola calcio e settore giovanile a livello provinciale, che è la Taormina Soccer, che utilizza il campo di calcio. La prossima stagione a questo punto, da quello che insomma sta dicendo pure lei, insomma gli obiettivi sono importanti sia dal punto di vista societario ma anche dal punto di vista tecnico, quindi ci sarà probabilmente un altro gradino in più di crescita per cercare di raggiungere questa Serie D, che probabilmente a Taormina ci sta pure bene, no? Insomma, conosciamo come è famosa nel mondo Taormina, minimo la Serie D. Vabbè, Taormina, voglio dire, è conosciuto in tutto il mondo. Quando ho deciso di sposare il progetto Taormina 2 anni fa, chiaramente l'idea mi affascinava, perché con i miei amici e nella mia azienda ho rapporti commerciali con molti imprenditori del nord. Quando menzioni Taormina è come se menzioni Portofino, Capri, quindi delle isole visibilità felici. Impressionante. Quindi Taormina è Taormina. È chiaro che il primo giorno che ho messo piede a Taormina ho detto e mi sono esposto che avrei voluto portare Taormina dove non c'è mai stata, e Taormina in D non c'è mai stata. È vero. Stiamo lavorando, stiamo programmando, stiamo cercando di realizzare una società sempre più forte, preparata e soprattutto, come dicevo poc'anzi, preparata per competenze. Quindi creare delle competenze sportive che amano il calcio e che vogliono fare il bene per una società non è semplice, ma siamo sulla buona strada. Tra l'altro, Presidente, poc'anzi lei mi parlava che appunto state già lanciando dei giovani in prima squadra. Il settore giovanile è veramente un fiore all'occhiello. Under 19 al primo posto, gli allievi e i giovanissimi regionali al primo posto, o quasi quelli soprattutto riguardanti i giovanissimi. È una stagione che in prospettiva vi lancia anche nel mondo giovanile a caratteri cubitali. Beh sì, perché siamo un punto di riferimento su Messina e anche sulla Valle dell'Alcantara. Quindi a me essere al primo posto, sono sincero, interessa poco. Interessa poco, condivido questa cosa. Mi interessa molto la crescita dei giovani. Sono d'accordo. Io lancio sempre uno slogan ai ragazzi: a me interessa che siano campioni fuori dal campo. È Okay? vero, Noi è vero. Con i nostri educatori cerchiamo di formare dei ragazzi, toglierli dalla strada e impartire l'essere dei ragazzi che poi possano vivere una vita importante, fatta di soddisfazione. Certo, essere competitivi è fondamentale. Ai ragazzi comunque piace la classifica, certo, Presidente. Se riusciamo poi a combinare le due cose, per noi i valori sono fondamentali e li abbiniamo poi anche alla classifica. Sì, con l'Under 19 siamo in testa nel torneo provinciale. Quest'anno finalmente è stato un torneo serio, perché si è giocato tutte le partite. Negli anni precedenti le squadre scendevano in campo e poi si giocava in 6, in 7.
siamo in testa alla classifica nell'Under 17 regionale, siamo secondi in classifica con una partita in meno nel campionato Under 16 regionale, sperimentale, e questo è un bel campionato perché è veramente un campionato a livello regionale, perché incontri squadre di Messina, di Catania, di Ragusa, di Siracusa, di Caltanissetta. Ci sono dei bei confronti. Sì, perché con scuole calcio importanti, stiamo crescendo con l'Under 15, ma soprattutto nella mia idea imprenditoriale, io faccio tutt'altro nella vita, non vivo di calcio, lo faccio solo per passione, sono riuscito a coinvolgere più scuole calcio nel progetto Città di Taormina, perché ci sono 3 scuole calcio, c'è la Messina Soccer School, c'è lo Sporting Atene e l'F24 di Carmine Coppola, che confluiscono tutti nel settore giovanile. E questo è importante perché fare rete aiuta. Con 500 bambini, sono quindi tanti. Abbiamo fatto rete, abbiamo fatto sistema e stiamo facendo bene. E questa è sicuramente una bellissima cosa. Aggiungo un altro particolare. Nel calcio dilettantistico, nel calcio professionistico già dalla C in su è tutto obbligatorio, sì. Ma nel calcio dilettantistico, quindi dalla D in giù, sarebbe obbligatorio che le società di calcio, quelle che vogliono avere una visione lontana, partano realmente da una scuola calcio e da un settore giovanile. E non tutti lo fanno. Importante. E quello ti porta, è vero, a uno sperpero di energie di uomini ed economiche, però probabilmente ti strutturano bene come società, e questo è fondamentale. Allora, questo probabilmente in Lega la Lega e quindi gli organi preposti al controllo di questi ne dovrebbero tenere conto, perché questo sarebbe importante. È vero. Perché se poi noi andiamo a parlare di campionati dilettantistici, dove nel campionato di Serie D è scomparso per esempio l'FC Messina, no? Nel campionato di eccellenza nel girone B sono scomparse 2 formazioni, la Leonzi e l'Aci Sant'Antonio. Se avessero avuto un settore giovanile, probabilmente avrebbero, così come lo ha fatto purtroppo, ahimè, così falsando anche il campionato, l'Atletico Catania, ma quantomeno si presenta in campo. Certo. Ok? Sì, sì. Mentre ci ritroviamo praticamente noi, società come la mia, che è una società virtuosa, e sappiate, dico, per chi oggi ci guarda e probabilmente non sa, un campionato di eccellenza non è tanto diverso da un campionato professionistico a livello di spese, perché le spese da sostenere, se vuoi fare calcio, sono tante. Sono tante. E tu proventi dal settore giovanile o dalla scuola calcio non ne hai, ok? È tutto a mettere. Le uniche entrate possono essere le sponsorizzazioni ed eventualmente i biglietti d'ingresso. Sì. E null'altro. Quindi portare avanti delle società virtuose dove si parte dalla prima squadra per arrivare a una scuola calcio, queste società secondo me dovrebbero essere premiate e dovrebbero essere viste anche con un occhio diverso da parte della Lega. Valuti che quest'anno addirittura nel campionato di Serie D nessuna squadra siciliana under 19 partecipa al campionato nazionale juniores, e questa è sicuramente una grande pecca per le famose società siciliane. Quando ci riuniamo noi dirigenti non dovremmo soltanto parlare di campionato di eccellenza o campionato di promozione o campionato di Serie D, ma dovremmo parlare anche di cultura giovanile. E su questo forse la federazione dovrebbe fare un ulteriore percorso, quasi forzando la mano con molte realtà, e dire bisogna fare i settori giovanili, bisogna fare la juniores, cioè imporre anche automaticamente, non soltanto a parole, ma anche con prese di posizioni fondamentali. Insomma, la multa serve poco se non ti presenti senza fare la juniors, la multa serve poco, bisogna incidere secondo me un po' di più. La selezione dovrebbe partire sin dall'inizio. Io poc'anzi ho detto che il campionato di eccellenza è un campionato falsato a dicembre, perché chi era distante dalla lotta al vertice probabilmente ha mollato la presa, anche perché settimana scorsa la Lega ha dichiarato che non ci sono retrocessioni, quindi fare un campionato senza retrocessioni, senza play-out, che senso ha? Probabilmente dovremmo parlare di qualcosa di diverso, dovremmo parlare, l'eccellenza essendo il campionato più importante siciliano,
probabilmente ci dovrebbero essere anche, ed era una tesi che avevo nel periodo di chiusura, di lockdown, quando c'era una serie di trasmissioni e facevamo una serie di trasmissioni in videoconferenza, io ho proposto che sarebbe il caso che ci fosse una fiduzione all'inizio per poter partecipare anche al campionato, proprio per salvaguardare il giusto cammino, perché dico, un campionato così falsato già alla fine del girone di andata, sì, credo non è certamente ottimale, che non è il meglio per società che fanno tanti sacrifici. Ecco spiegato perché dico sempre che anche la federazione dovrebbe essere un po' più decisa, un po' più determinata, un po' più cattiva, però vogliamo essere cattivi? Beh, lo sono. Alla federazione interessa anche tanto il numero dei tesserati, fa difficoltà a fare il campionato di terza categoria, a fare i campionati di seconda categoria, a trovare le squadre per la prima categoria, a trovare squadre che vogliono anche partecipare agli eventuali ripescaggi. Quindi purtroppo dovremmo guardarci tutti in faccia i presidenti ed essere un po' meno voglia di apparire e più meno voglia di fare, personalistici e più voglia di gruppo. fare. Ecco, dovremmo essere più con questa maggiore voglia di fare anziché solo apparire. Bene, devo dire che l'amministratore delegato del Città di Taormina, Maurizio Lorè, oggi ospite qui a Penalty, insomma non le ha mandate a dire, le ha dette belle chiare direttamente davanti alla nostra telecamera. A questo punto, per chiudere, cosa manca nel curriculum di Maurizio Lorè? La Serie D l'ha fatta, e l'ha fatta, devo dire, anche con un sogno che si chiamava Città di Messina. Con questo Città di Taormina c'è tanta voglia di sognare, costruendo giorno dopo giorno. Cosa manca allora? Qual è l'ultimo tassello, anche per una sua soddisfazione quasi personale? Ma guarda, sono pienamente soddisfatto così, perché, ripeto, il calcio per me è una passione sportiva. Ho conosciuto tante persone pulite, belle persone nel mondo del calcio, sono in contatto con diversi direttori e allenatori di Serie D e di eccellenza, che hanno il piacere di condividere con me e di confrontarsi con me pensieri ed opinioni, e questo sicuramente è una bella soddisfazione. Sì, per chi come me è entrato in punta di piedi nel mondo del calcio, che fa tutt'altro nella vita, posso anche qua darti una chicca, che con il Città di Taormina, chiuso il capitolo Città di Taormina, io eventualmente farò tutt'altro, non mi occuperò più di calcio. Quindi, dato che già qualcuno sento in giro, ma sai, Maurizio Lorè il prossimo anno sarà in quella società perché ho sentito questo chiacchiericcio, no? Io quindi smettiamo questa voce. Se farò calcio, se ci sono le condizioni per poter fare calcio a Taormina e giocare, continua a Taormina, e giocare al Bacigalupo e non dover spostare la squadra in altri stadi, lo farò col Taormina e per il Taormina. Se volessi giocare altrove potrei giocare col Taormina anche eventualmente a Messina, ma non è questo il mio desiderio è portare in Serie D il Taormina. E noi ce lo auguriamo, perché credo che la piazza sicuramente lo merita. Grazie all'amministratore delegato del Città di Taormina, Maurizio Lorè, per la sua presenza qui a Penalty oggi. Grazie a voi e grazie per avermi invitato. Noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco ritorniamo in studio e parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. A tra poco.
Eccoci di nuovo insieme con la seconda parte di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Voglio ricordarvi i nostri appuntamenti, il martedì alle 21 con la replica il mercoledì dopo le 23 e anche i 2 appuntamenti sul canale 17 di Telerent 7 Gold alle ore 13 con Penalty ore 13. Parliamo subito dei 4 gironi del campionato di promozione ed iniziamo con il girone A. Si è giocata l'8ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Casteldaccia batte Partinica Audace 1-0, Resuttana San Lorenzo, Città di San Vito Lo Capo 1-1, Lascari Cefalù Alba Alcamo 3-3, Fulgatore batte Villabate 3-0, Raffadali 2018 Folgore Castelvetrano 0-0, Super Giovane Castelbuono batte Camarat 2-1, Città di Carini che perde in casa con il Gangi 2-1. Adesso sono 5 punti di distacco del Resuttana San Lorenzo con la seconda in classifica il Casteldaccia, pertanto la squadra a questo punto palermitana ha buone possibilità certamente di vincere questo girone, anche non escluso con qualche settimana di anticipo. Guardiamo la classifica. La squadra palermitana appunto del Resuttana San Lorenzo in testa con 50 punti, 45 Casteldaccia, con 42 Folgore Castelvetrano, 39 punti per il Gangi, 37 per il Fulgatore, 34 Raffadali 2018, 31 punti Lascari Cefalù, 28 Alba Alcamo, 26 Città di San Vito Lo Capo, 20 punti per Città di Carini e Partinica Audace, con 16 punti il Castelbuono insieme al Camarat, chiude la classifica il Villabate con 11 punti. Bisogna sicuramente attendere ancora qualche settimana per conoscere il verdetto finale per quanto riguarda questo girone A del campionato di promozione. Certamente in questo momento il Resuttana San Lorenzo può festeggiare perché i punti di distacco sono notevoli e quindi vede sempre più avvicinarsi la magia del campionato di eccellenza. Adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B. In questo girone si è invece giocata la 7ª giornata del girone di ritorno, guardiamo subito i risultati. Messana 1966 batte Pro Falcone 3-2, Gioiosa batte Stefanese 2-0, Atletico Messina batte Valdinisi 1-0, Promende batte Gescal 3-1, Rocca Acquedolcese batte Milazzo 2-0, Sant'Angiolese batte Castelluccese 4-1, Sinagra Calcio Torrenovese 0-0. Vittoria importante della Rocca Acquedolcese, una vittoria secca contro il Milazzo che permette in questo momento di essere leader assoluta di questo girone B del campionato di promozione e deve ancora recuperare 2 partite. Ma guardiamo la classifica al completo. Rocca Acquedolcese 42 punti, con 39 la Torrenovese, con 38 il Promende, con 34 Messana 1966 e Milazzo, 34 punti per il Pro Falcone, 31 per la Sant'Angiolese, 26 punti Atletico Messina, Castelluccese 22 punti, Gioiese 20, 19 Gescal, con 15 il Sinagra, con 12 il Valdinisi, chiude la classifica la Stefanese con 8 punti. E partiamo subito dallo scontro tra Messana 1966 e Pro Falcone. È finita 3-2 per la Messana che continua a sperare in un buon piazzamento anche nella griglia playoff. All'Ambiente Stadium di Messina è sfida in chiave playoff tra Messana e Pro Falcone, con le 2 squadre separate in classifica da 2 soli punti. I giallorossi di Paolo Bitto che occupano il 5° posto con 33, mentre i locali di Michele Luca che inseguono in 6ª posizione con 31. È una sfida che si accende dopo 60 secondi ed è il Pro Falcone a rendersi minaccioso quando Golli mette in mezzo per Di Salvo, chiuso da Iovine. La risposta della Messana 60 secondi più tardi con Cardia che reclama un calcio di rigore per questo
questo tocco di mani di Piersimone Benfatta. Il direttore di gara lascia giocare, ma al settimo i padroni di casa la sbloccano con il sinistro da parte di Russo, che mette alle spalle di Salvatore Benfatta il pallone che porta avanti i suoi. La replica del Pro Falcone comunque non si lascia attendere. 120 secondi più tardi Zurka col sinistro chiama agli straordinari il portiere Ciraulo, che risponde presente. L'estremo di casa è ancora decisivo al 17esimo, disinnescando in angolo il tentativo a giro di Salvo. Dal corner successivo il pallone giunge poi a Zurka, che carica il mancino, c'è una deviazione e la palla che finisce in corner. È un buon momento per la squadra di Paolo Bitto, che sfiora il pareggio qui con il tentativo sotto misura di Pino. Se la cava la difesa della Messana, ancora i giallorossi con la botta di Carini che non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che non c'entra nemmeno Di Salvo. Qui al minuto 32 si supera Ciraulo e mette in angolo, ma gli sforzi della squadra falconese giungono al minuto 33, quando dall'angolo di Carini a gol li anticipa tutti e di testa mette alle spalle del portiere Ciraulo il pallone che vale l'1-1, il suo secondo centro in campionato. È una gioia però che dura appena 5 minuti, perché al minuto 38 la Messana rimette le cose a posto grazie a Lillo Cardia, che con un chirurgico sinistro infila il pallone nell'angolo più lontano, dove Salvatore Benfatta non può arrivare. Facendo così Messana 2, Pro Falcone 1. Il gol galvanizza la squadra di Luca, che nel finale di frazione potrebbe andare sul 3-1, sempre con Lillo Cardia, che al 42esimo chiama gli straordinari il portiere Benfatta, mentre al 44esimo il mancino che si perde di poco al lato. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che vede subito il Pro Falcone pericoloso dopo 4 minuti, prima con il destro di Carini che chiama agli straordinari il portiere Ciraulo, e poi sul proseguo dell'azione Di Salvo carica il sinistro che sorvola di poco la traversa. È immediata la risposta della Messana con Iovine, che al 9° minuto chiama agli straordinari il portiere Salvatore Benfatta, bravo a mettere il pallone in angolo. Al 17esimo della ripresa è ancora la squadra di Luca ad avere la chance per andare in vantaggio, con Cardia che supera anche il portiere, ma poi calcia incredibilmente sull'esterno della rete. Poi però sul proseguo dell'azione arriva anche l'espulsione del tecnico di casa Michele Luca, allontanato dal direttore di gara su indicazioni del suo primo assistente Franz Josef Grasso, un'espulsione probabilmente per proteste. Al minuto 70 invece arriva l'espulsione del portiere falconese Salvatore Benfatta, che prende con le mani fuori dall'aria questo tentativo da parte di Ballarò, e dunque un Pro Falcone che rimane in 10 uomini. A questo punto il tecnico giallorosso Paolo Bitto deve sostituire il numero 7 Zappia per gettare nella mischia il secondo portiere Brego. Il neoentrato diventa subito protagonista dalla punizione successiva, disinnescando il tiro del numero 7 Ballarò. Poi il Pro Falcone tenta nuovamente di riportarsi in avanti e al minuto 27 reclama un calcio di rigore per l'intervento di Iovine su Di Salvo. Il signor Gambacurta lascia giocare. Sul capovolgimento di fronte però il destro di Cardia va a centimetri dal 3-1, solo la traversa gli nega la gioia del gol rete, che al minuto 35 trova invece il Pro Falcone con questo perfetto colpo di testa di Capitan Pino, che raccoglie il perfetto assist di Jaite e mette alle spalle dell'estremo difensore di casa la palla che vale il 2-2 e il suo primo centro in campionato. Ma la Messana non ci sta e nel finale si riporta in avanti con il neoentrato Mastroieni, il suo sinistro chiama Bregu che mette in angolo, e dal successivo corner l'estremo difensore falconese deve compiere gli straordinari per evitare l'autorete di Pino, ma il portiere del Pro Falcone nulla può fare al 90esimo, quando Ardiri con una zampata sotto porta mette alle sue spalle il pallone che vale di fatto il 3-2 per la Messana. Esplode di gioia l'ambiente stadium, gol pesantissimo di Ardiri che di fatto regala ai suoi una vittoria davvero fondamentale per il cammino playoff. Nei minuti di recupero il Falcone cerca il pareggio, ma anche l'ultimo tentativo di Brego non sortisce l'effetto sperato. Vince la Messana per 3-2. Con questo successo la squadra di Michele Luca scavalca in classifica il Pro Falcone, si porta al quinto posto con 34 punti, mentre scivola al sesto posto il Pro Falcone che rimane a quota 33.
Certamente lo scontro tra Rocca Acquedolcese e Milazzo era la partita clou di questa giornata nel campionato di promozione. Guardiamo subito il servizio. Non si ferma la corsa della capolista Rocca Acquedolcese, che fa sua anche l'attesa sfida col Milazzo, quarta forza del campionato, proseguendo il suo percorso verso l'obiettivo. La squadra di Palmeri si impone davanti ai propri tifosi con un gol per tempo, centrando la seconda vittoria di fila in campionato negli ultimi 4 giorni. Un match che si apre al 15° con i locali che reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Spezzai su Lima, ma il signor Chillura dice di no. Ci prova ancora la squadra bianco-blu e al 22° il destro di Cangemi si spegne sull'esterno della rete. Il Milazzo tenta la risposta, che giunge 5 minuti più tardi con una doppia conclusione da parte di Misiti, che prima trova la ribattuta di Biondo e poi sul proseguo dell'azione manda sul fondo l'assist di Ferlazzo. Insiste la formazione mamertina e alla mezz'ora il tentativo di recupero è facilmente controllato da Di Pane, ma 60 secondi più tardi il Rocca Acquedolcese la sblocca quando Cangemi raccoglie l'ottimo lavoro dal fondo di Anthony Genovese e al volo col destro mette alle spalle di Oxai il pallone che spiana i suoi, la strada verso la vittoria. Per il classe 2002 bianco-blu è la 6ª rete in campionato. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete del raddoppio, prima con il destro di Lima che deviato finisce in angolo e poi con Bella Macina che dal successivo corner accarezza l'incrocio dei pali. Gli sforzi del Rocca Acquedolcese vengono premiati però al minuto 60 quando Lima raccoglie l'invito di Bella Macina e con un fendente dal limite dell'area fulmina Oxai, facendo così Rocca Acquedolcese 2, Milazzo 0 e per Lima si tratta della 5ª rete in campionato. Sulle ali dell'entusiasmo l'11 di Palmeri la potrebbe chiudere definitivamente 5 minuti più tardi, ma il destro da posizione vantaggiosa di Crasci non sortisce l'effetto sperato. Il Milazzo cerca comunque di riaprire la partita con il neoentrato Corso, che è servito in area da Mandanici anziché calciare a rete, mette in mezzo consentendo la chiusura alla difesa di casa, ma sul ribaltamento di fronte l'estremo mamertino Oxai deve compiere gli straordinari per evitare l'autorete di Leo. Prima del triplice fischio, da registrare infine un'occasione per parte con gli ospiti che ci provano con Duskai che manda sul fondo la punizione di Trovato e il Rocca Acquedolcese che al 90° sciupa con Cangemi il pallone del 3-0 calciando a fil di palo da posizione vantaggiosa. Con questo successo il Rocca Acquedolcese si conferma in testa alla classifica con 42 punti, ma con 2 gare ancora da recuperare e mantenendo inoltre anche l'imbattibilità in campionato, mentre il Milazzo rimane in 4ª posizione con 34. Il vincitore è Davide Pettinato di Giarre Calcio. Giarre Calcio. Vittoria in campionato, vittoria in Supercoppa, vittoria nei penalty. Edwards, meglio di così? Rocca Acquedolcese 42 punti, 39 per la Torrenovese che deve recuperare una partita, mentre invece sono 2 le partite da recuperare per la Rocca Acquedolcese. Insomma, ancora è tutto aperto, anche se la Rocca Acquedolcese attualmente è certamente più avvantaggiata rispetto alle inseguitrici. Detto ciò, voltiamo pagina e parliamo subito del girone C. Nel girone C lo scontro al vertice era quello che si giocava a Leonforte, dove era di scena la capolista Realaci. Guardiamo i risultati dell'8ª giornata di ritorno. Atletico 1994 batte San Gregorio 6-4, Lavinaio Mister Bianco 0-0, FC Motta batte Don Bosco 2000 3-0, Realaci batte Leonfortese 2-1, Città di Calatabiano batte Ciclope Bronte 2-1, pareggio tra Belpasso FC 2014 e l'Atletico Nissa, pareggio pure per la Gimnica Scordia contro l'Armerina. La partita è finita 1-1.
Certamente con questa vittoria fuori casa il Real Aci si lancia verso il campionato di eccellenza. Attenzione però, perché proprio domenica ci sarà lo scontro contro l'FC Motta. Per intanto guardiamoci gli highlights della vittoria fuori casa del Real Aci 2-1 contro la Leonfortese. In una giornata pienamente invernale e molto ventosa, il Real Aci fa visita alla Leonfortese in battuta tra le mura amiche con gli obiettivi di dimenticare subito la prima sconfitta stagionale arrivata in Coppa contro il Resultano e difendere la vetta in campionato. Il primo attacco della partita è firmato a Granata, rimessa di Cavallaro, perde Carlo, sponda di petto ancora per Cavallaro, il cross che diventa un tiro col vento, Calleco sulla traversa e poi calcio d'angolo, dalla bandierina va De Carlo. La mette in mezzo per Pennisi all'interno dell'area piccola di controbalzo, palla alta sopra la traversa. Ancora Cavallaro, stavolta rimessa lunga all'interno dell'area. Non arriva Marino, allontana Niassi. Prova ad arrivare sul pallone Tola. Ne esce vincitore Caputa, non riesce a spendere il fallo Tola. Caputa fa ripartire il contropiede. Sulla destra verso Giolito. Giolito da uno sguardo in mezzo. Il cross per Meta, il pallonetto. Un super gol di Meta. La Leonfortese al primo tiro è subito in vantaggio dopo soli 10 minuti. Leonfortese 1, Real Aci 0. Prova a scuotersi subito il Real. Bozanga su punizione. La mette all'interno dell'area per De Carlo che sfiora solo il pallone. Provano a gestire il possesso palla i padroni di casa. Niang per Niassi. Poi uno strano pallone alzato. Colpo di testa di Tola. De Carlo subito in profondità per Di Blasi. Di Blasi dal limite. Facile per Calleco. Di Pasqua. Prova ad impostare lui. Alza la testa. Serve Meta che riesce a controllare il pallone e lo lavora contro Pennisi. Un suggerimento all'interno dell'area per Giolito. Giolito dal fondo prova a metterla in mezzo, diventa un tiro. Vitale con la mano e poi Spartà libera. Conquista un altro corner il Real. Va sempre De Carlo in aria. Palla che finisce Di Blasi. Riesce in qualche modo la Leonfortese a sbrogliare la matassa. E poi Niang prova a perfezionare il rinvio, ma il pallone finisce a Cavallaro. In mezzo per Marino, a contatto con Lopez, non c'è nulla per l'arbitro. Il pallone finisce a Faro che prova il destro da fuori, che fa la barba al palo alla destra di Calleco. Punizione di Castro sul primo palo. Vitale fa buona guardia e mette in calcio d'angolo. Alzano il pressing e Granata. Caputa, attaccato da Faro. Poi Gazzana, evita il fallo laterale. Controllo di Pennisi. E Mancino la ricerca di De Carlo. Stop a seguire. Destro da fuori aria. Non c'entra il bersaglio. 67esimo, rimessa di Faro verso Marino. Fermato in qualche modo. Poi il pallone schizza verso Di Blasi che la mette al centro. Anticipato De Carlo. Poi contatto con Mongelli. De Carlo il destro. Enrico De Carlo. Il 7° gol in campionato. Il primo del 2022. Ancora lui contro la Leonfortese. L'aveva decisa all'andata. Segna anche al ritorno. 1-1. Torna a farsi vedere in attacco la Leonfortese. Gazzana. Scambio con Caputa. Ancora Gazzana. All'1 contro 1. La mette in mezzo sul secondo palo. Dove c'è Di Pasqua. Di Pasqua, il rasoterra per Caputa sotto porta, pallone alto, che brivido per il Real. 9 minuti alla fine, Bozanga sul piazzato, cerca De Carlo, la sponda in area per Mongelli, il controllo, Mongelli con la punta, Mongelli, 2-1 Real Aci, il 10° gol in campionato di Fabio Mongelli, era in dubbio, alla fine ha giocato e anche colpito, Fabio Mongelli. Rivediamo il suo gol sulla sponda di De Carlo. Assalto all'arma bianca della Leonfortese. Punizione di Pasqua. Vitale con i pugni. Pallone finisce Giolito. Vitale. Super riflesso che salva il risultato. E poi De Carlo libera. Ancora gli ultimi disperati tentativi della Leonfortese che prova a mettere il pallone al centro, ma non riesce per l'opposizione di Bozanga. E arriva il triplice fischio. Il Real Aci espugna Leonforte 2-1, ponendo fine all'imbattibilità casalinga degli avversari. Una vittoria prestigiosa arrivata con tanto sacrificio, cuore e spirito di squadra che permette a Granata di mantenere il primato in classifica con 2 lunghezze di vantaggio sul Motta. Domenica prossima la squadra di Marcello Manca ospiterà proprio il Motta, in quello che sarà a tutti gli effetti un match a cardiopalma. Sarà sicuramente una settimana importante per l'FC Motta, ma anche e soprattutto per il Real Aci che andrà a far visita proprio alla squadra di Di Maria. Vedremo cosa succederà nello scontro diretto, probabilmente da quella partita uscirà la squadra che potenzialmente vincerà questo girone C del campionato di promozione. E adesso parliamo subito del girone D.
Vincono sia il Mazzarone che il Modica Calcio. Guardiamo subito i risultati dell'8ª giornata di ritorno. RG Frigentini 0-0. Vittoria 2020 batte Priolo Gargallo 4-0. Sporting Eubea batte Calcio Scicli 5-2. Città di Comiso batte Pro Ragusa 1-0. Mazzarone batte Città di Canicattini 4-2, Modica Calcio batte Megara 1908 5-0 ed infine Nuova Città di Gela batte Città di Avola 2020 4-1. Ancora vincenti sia il Mazzarone che il Modica Calcio. Sarà veramente ormai un discorso a due che guarda caso si concluderà proprio l'ultima giornata di campionato nello scontro diretto, tenendo presente che attualmente comunque il Mazzarone è in testa con 50 punti. Ma guardiamo la classifica al completo. La squadra del Mazzarone, come ho detto poc'anzi, in testa con 50 punti, con 46 il Modica, con 39 Sporting Eubea e Città di Comiso, 37 Nuova Città di Gela, 34 Vittoria 2020, con 31 il Frigentini, con 24 Priolo Gargallo e Città di Canicattini, con 22 Pro Ragusa, con 20 Città di Avola 2020, con 19 il Megara 1908 ed infine chiudono la classifica RG con 15 punti ed il Calcio Scicli con 12. Continua a cercare un buon piazzamento anche nella griglia playoff il nuovo Città di Gela in casa, vittoria importante contro il Città di Avola 2020. Guardiamo gli highlights. Ritrovare il sorriso dopo l'amara sconfitta in casa del Vittoria e non fermare la corsa verso i playoff. Dall'altra parte l'Avola di Mister Monaca che vuole a tutti i costi evitare di essere risucchiata nel trio di coda. E Gela contro Avola. Parte subito forte la formazione di Ciccio Evola che al settimo trova il gol con Alex Giaquinta. Perfetto l'assist del capitano Ascia che trova l'attaccante giallonero pronto a pungere. 1-0 e gara subito in discesa per il Gela. L'Avola tenta subito la reazione con la conclusione di Novello parata da Pizzardi e poi Costa che manda fuori. Al 16esimo altra occasione per gli ospiti con questa punizione rasoterra che trova il tiro di Monaco. Pizzardi non si lascia sorprendere. Al 20esimo c'è però il raddoppio dei gialloneri con Scerra che di testa la mette dentro firmando il 2-0 per i gelesi. Minuto 27, altra occasione di marca gelese con Tomaino che serve Giaquinta la cui rovesciata termina fuori. 36esimo all'Abiso dalla sinistra serve a Scerra che lascia esplodere il suo sinistro, palla alta sulla traversa. Un minuto dopo ancora Gela, questa volta contro Romano che sempre dalla sinistra mette in mezzo questo pallone invitante che non trova Ascia per un soffio. Primo tempo agli sgoccioli con Tomaino che ci prova di destro, parata senza problemi del portiere Di Mauro. Un minuto di recupero e Gela che cala il tris, questa volta con Alabiso servito da Giaquinta. Squadre negli spogliatoi sul punteggio del 3-0 per i gialloneri di casa. Avola però agguerrito e che impegna Pizzardi con questa deviazione di testa del classe 2003 cavallo, sicuramente il migliore in casa dei siracusani. Al settimo infatti accorciano le distanze gli ospiti con Bonaventura 3-1 e Avola che tenta di riprendere le redini del match. Al decimo altra ghiotta occasione per gli ospiti con Cavallo che timbra di destro la traversa. Break importante degli ospiti che scuote il Gela che al 14esimo parte in contropiede con Scerra che serve Giaquinta fermato da questa posizione di fuorigioco. Al 16esimo ci pensa ancora l'Abiso, mischia a firmare la rete del 4-1 e la sua personale doppietta. Gela che al 16esimo potrebbe tentare ancora la via del gol, questa volta con Campanaro che in versione bomber in scivolata non trova il varco giusto. Avola però ancora pericolosa al 28esimo con questo tiro di Novello fermato con i piedi da Pizzardi. Al 36esimo assist di Scerra per il neo entrato Ferlito anticipato dal portiere. Match a questo punto agli sgoccioli e triplice fischio che decreta la vittoria per 4-1 del Gela che sabato prossimo tornerà in campo nel difficile anticipo contro il Pro Ragusa. E
così abbiamo concluso il quadro riguardante il campionato di promozione. Adesso, prima di vedere il rullo con i risultati e le classifiche dei 7 gironi del campionato di prima categoria, vi voglio parlare specificatamente di questo campionato, perché domenica scorsa un allenatore, l'allenatore del Monforte, ha festeggiato le 1000 panchine. Abbiamo un servizio, guardiamolo insieme. Tutto secondo copione per il Monforte, che tra le mura amiche del Mariano Doni asfalta il fanalino di coda Juvenilia per 5-0, festeggiando nel migliore dei modi le 1000 panchine in carriera di mister Felice Miceli. Ma veramente, quando il segretario Aprile mi ha prospettato questa cosa, ho rivissuto in maniera intensa tutto, ma proprio tutto quello che è stato il mio inizio, con tutte le panchine, le gioie e i dolori, diciamo più le gioie che i dolori che ho avuto in questi anni. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori che mi hanno sempre rispettato e stimato, e ringrazio pure l'amico Bimmo per le parole che ha detto nella gestione del gruppo e dello spogliatoio. Questa è stata sempre la mia più grossa vittoria, perché io incontro oggi ragazzi che ho allenato 25 anni fa, che dove mi vedono mi fanno una festa. Questo premio sicuramente lo voglio dedicare al mio nipotino Riccardo, che fra qualche giorno fa 1 anno, quindi lo dedico a lui, al mio nipotino, glielo porterò a lui, e sono contento che magari quando lui sarà grande potrà dire: mio nonno ha fatto qualcosa di buono. Ci sono tante squadre per la bagare playoff, ma noi con l'aiuto di tutti, ho trovato un ambiente splendido con dei dirigenti, veramente qualcuno lo conoscevo, ma che sono andate oltre le mie aspettative a livello di organizzazione e a livello di affettuosità. Poi per i ragazzi, specialmente quelli di Monforte, che quando si mettono la maglietta sono come noi quando giocavamo nella Spalaforese all'inizio, danno il 110%. Quindi noi puntiamo ai playoff e speriamo di riuscirci. Complimenti a Felice Miceli, l'allenatore del Monforte, che proprio domenica ha festeggiato le 1000 panchine nel calcio dilettantistico. Una ricorrenza del genere era giusto ricordarla qui all'interno di Penalty. Penalty che si chiude qui, vi lascio adesso, come ho anticipato poc'anzi, con i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria, e vi do appuntamento a martedì prossimo alle 21, come al solito su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Arrivederci a tutti.
invece come miglior dirigente Arialdo Gianmusso della Nissan. Oh, il presidente che non ha vinto il campionato, ma evidentemente ha coinvolto tutto l'ambiente. Noi di Penalty vi aspettiamo ogni mercoledì ed ogni giovedì sul canale 17 di Telerent 7 Gold. L'appuntamento è con il calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo!